Continuano i controlli del Corpo Forestale della Regione Siciliana sul grano estero in arrivo nei mercati dell'isola. Il nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia, cosiddetti NORAS, è intervenuto al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, su un carico di 3.000 tonnellate di una nave proveniente da Port La Nouvelle, in Francia. I campioni di grano sono stati consegnati all'Istituto Zooprofilattico della Sicilia per le verifiche sulla sicurezza alimentare. Ringrazio il personale del NORAS, del Corpo Forestale, ha affermato l'assessore regionale San Martino, per l'impegno continuo che mette nei controlli sulla qualità dei prodotti che arrivano dall'estero. Il governo Schifani mette così al primo posto la salute dei consumatori, in prima linea per tutelare gli agricoltori e i produttori dell'isola. Il NORAS a seguire ha eseguito anche i controlli nel MASSI, mercati agroalimentari Sicilia e Catania, effettuando un sequestro di quasi 900 kg di prodotti ortofrutticoli ed elevando sanzioni per circa 4.800 euro. Il nostro obiettivo, ha dichiarato l'assessore regionale al territorio e all'ambiente Elena Pagana, è garantire a tutti i siciliani la tracciabilità dei prodotti e standard elevatissimi di controlli e di qualità, un'attività che svolgiamo senza soluzione di continuità e che vede la nostra regione impegnata per garantire la sicurezza degli alimenti e accrescere la fiducia dei cittadini.